Al via la terza corsa, ancora puledri di 2 anni sulla distanza del miglio, sono in 14 al via. Ginger Forget Kampf, Gladiatore Riscio, Gerardina N, Guinea Ferm, Giroud dei Greppi, Gedda di Meretro in prima fila, Gaber Trio, Gubbio, Give Me Love Bar, Gonzales Cap, Guttuso Rob Griff, Granart di Casei in seconda, Gongollona e Guizzo dei Venti in terza. Favore in chiusura per Gerardine Anne su Guinea Ferm, macchina intanto che accelera con la velocità di Gerardine Anne che va a condurre nei confronti di Numero Ginger 2, Gladiatore Risciò, Forget Kampf. squalificato. Squalifica per Gladiatore Riscio e così sulla piegata continua a condurre liberamente Geraldine Numero 1, Anne, ha Ginger sbagliato anche Forget Ginger Kampf, Forget Kampf. squalificato. E dopo i primi 200 il 14,7 in vantaggio Gerardine che completa il quarto iniziale in 30,5, in seconda posizione rimane il numero 6 Gerda di Meletro, poi al largo Guinea Ferm che prova ad avanzare, in terza c'è Granart di Casei, all'esterno anche Gubbio, 600 intanto in 46,9 con Gerardine Anne che Numero intanto l'errore 6, anche di Gerda di Gerda di Meletro, Meletro può squalificato. accodarsi così in seconda posizione Guinea Ferm. Rimane scoperto all'esterno Gubbio che si trascina Gonzales Cap. Ripetiamo, cavallo numero 1, Ginger Primi Forget 800 metri Kampf, 1, 2 e 6 squalificato. con Gerardine Anne che tranquillamente può completare il chilometro in 1,18 e 6. Nessuno dei cavalli all'esterno per il momento riesce a rendersi minaccioso e ora sul calo però di Guinea Ferm scende in seconda, cerca di scendere in seconda posizione Gubbio, ma Numero sbaglia. 8, Gubbio, Intanto squalificato. l'errore anche di Gerardine N Numero e così 3, Gerardina si N, avvantaggia squalificato. all'esterno di tutti Guttuso Rob. E all'interno c'è però Granart di Casei che affronta al comando la retta d'arrivo, all'esterno c'è Guttuso Rob, poi si lancia all'interno anche Gaber Trio, finale con lo spunto vincente che dovrebbe essere ancora quello del numero 12 Granart di Casei su Guttuso Rob, a contatto anche Gaber Trio, da rivedere comunque l'arrivo molto concitato di questa terza corsa, con impressione che si salvi Granart di Casei dall'affondo esterno di Guttuso Rob e interno di Gaber Trio. Rivediamo le battute conclusive. E sì, probabilmente il numero 12 di Granart di Casei che porta a casa la vittoria su Guttuso Rob e su Gaber Trio. Più indietro c'è Gogollona. Rivediamo ancora l'arrivo, anche per guardare l'andatura di Gaber Trio, che dovrebbe essere di trotto, comunque sì, sul traguardo. Questi quindi i primi tre con la vittoria a sorpresa per Granart di Casei, numero 12, Sandro Miraglia in sediolo, per conto di Diego Dall'Oglio, che neanche il proprietario.